Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dal Palacus di Cagliari. Grazie alle immagini di Francesca Assini per raccontarvi la 21esima giornata del campionato di basket di Serie A2 femminile. In campo tra poco Cus Cagliari e il Palagiaccio Firenze. Cus Cagliari a caccia di punti salvezza, Firenze invece che cerca oggi altri punti per consolidare la zona playoff. L'ultimo posto per il Cus Cagliari, reduce da 2 vittorie consecutive importanti, soprattutto l'ultima sul campo del Roseto, che ha permesso alla formazione di Coach Sciascia di abbandonare l'ultimo posto, di agganciare proprio Roseto, considerando poi che il Cus ha una gara in meno, anche se la deve giocare contro la capolista Rosa Scotti Empoli. Dall'altra parte invece abbiamo un Firenze quinto con 26 punti, ma con la stessa quota di Spezzina e Battipaglia. Una serrata lotta per i playoff tra queste squadre. Stai guardando le telecamere? Minuto di silenzio prima di cominciare. Dicevamo Firenze reduce dalla Coppa Italia, arrivata l'eliminazione subito ai quarti contro Castelnuovo Scrivia, che poi ha vinto la Coppa Italia a Battipaglia 66-52 su Sanga Milano in finale. Firenze che invece in campionato è reduce da 2 vittorie consecutive contro Roseto e Thunder Matelica. E tutto pronto per la palla a 2. Gli arbitri sono Gianluca Cassiano di Roma e Matteo Lilli di Ladispoli. Si parte con la palla a 2 vinta da Firenze. Palla subito nelle mani del capitano Silvia Rossini, che parte in quintetto con Laura Reani, consegnato per De Cassan, che poi si prende il primo tiro della partita, lo sbaglia, rimbalzo corto preso dalla testa numero 45, ci riprova da vicino, l'errore è il rimbalzo di Pugioni. Allora palla nelle mani di Erika Strulli per il primo possesso della partita del Cus Cagliari, va a destra, poi scarico nuovamente su Pugioni. Si va dalle parti di Giangrasso e nuovamente Erika Strulli a giocarsi l'1 contro 1, c'è il blocco di Stavinska, poi la palla è per Caldaro, che dallo scadere dei 24 deve prendersi il tiro, trova solo la tabella con il pallone che termina fuori, e quindi si riparte con la rimessa proprio allo scadere dei 24. È stato il tentativo del Cus Cagliari, non è riuscito a scardinare la difesa di Firenze, qui costretta a interrompere il palleggio Rossini. Va da Cremona, che poi cerca Obufegue. Cremona, Obufegue, Rossini, Reani e De Cassan, il quintetto di Firenze per questa partita. Cus Cagliari che invece parte con Pugioni, Giangrasso, Strulli, Stavisca e Caldaro. Riceve Giangrasso, nuovamente Strulli, un po' di spazio, preferisce entrare dentro, bel gioco a 2 per Caldaro, che si può prendere un tiro dalla media distanza, c'è ancora l'errore di Caldaro. E poi l'ultima a toccare è stata Obufegue al rimbalzo. Si resta con il possesso allora del Cus Cagliari, cronometro riciclato ai 14, Strulli va a cercare Pugioni. 2 passi per andare dietro l'arco, poi nuovamente Strulli prova a sfruttare il blocco di Caldaro. Il tiro senza neanche trovare il ferro da parte di Strulli. Può partire allora la transizione del Cus Cagliari. Si va da Cremona, la finta di Cremona che manda completamente a vuoto la sua marcatrice. Eccoli qui, i primi punti della partita per Firenze. Caldaro, c'è l'uscita di Giangrasso.
palleggio, non riesce però a battere De Cassan. Si torna da Striulli, sfrutta ancora un blocco Striulli, tiro complicato ma mandato a bersaglio da parte di Erika Striulli, che pareggia la partita. Adesso è Firenze che prova a proporsi con questo tiro da 3 punti preso da Silvia Rossini. C'è l'errore però della numero 8. Poi il rimbalzo che termina direttamente fuori. Panchina c'è anche la sorella di Silvia Rossini, vale a dire Marta Rossini, che all'andata fu protagonista di uno sfortunato infortunio dopo 47 secondi, tornata da un paio di partite a disposizione di Firenze. A proposito di giocatrici infortunate, lungo periodo inizio stagione, Erika Striulli che qui serve un cioccolatino per Caldaro. Sorpasso Cus sul 4-2. Sull'asse Striulli-Caldaro, nel terzo tiro della sua partita è riuscita a trovare il canestro. Ne sono andati via solo i primi 3 minuti, qui non c'è lo sfondamento di Striulli, che poi riesce comunque da terra a rialzarsi, a sporcare il pallone, a controllarlo al rimbalzo. Eccola qui pronta ad entrare Marta Rossini nel frattempo per Firenze, mentre Striulli torna da Caldaro. Attenzione al movimento di Giangrasso che riceve, poi arretra dietro la linea da 3 punti. Si va nuovamente da Striulli, vuole giocarla dentro da Stavinska, bel movimento mantenendo il piede fermo. Ottimo tiro, bel canestro. 6-2 Cus Cagliari, che ha iniziato bene la partita contro una squadra sulla carta in classifica superiore, ma in questo finale di stagione il Cus se la gioca con tutti, ha dimostrato di potersela giocare con tutti per raggiungere quantomeno i play-out. Qui c'è la palla persa di Firenze, si riparte con la rimessa dal fondo per il Cus Cagliari, mentre entra subito Marta Rossini. Dicevamo, neanche 4 minuti sono andati via, mentre mette un po' di ordine dietro il canestro Striulli prima di poter ripartire. Lascia il posto Laura Cremona. Attenzione a Marta Rossini, giocatrice che ha tanti punti nelle mani. Striulli, blocco di Caldaro. Stavinska con coraggio si prende il tiro da 3 punti. Il ferro lo accoglie così, 9-2. Non poteva esserci inizio di partita migliore per il Cus. De Cassan, c'è il pallone proprio per Marta Rossini, che perde però il possesso. Transizione Cus Cagliari, può essere un 3 contro 2 con Striulli che non forza, si va da Stavinska, mano calda da 3 punti. Stavinska! Parziale del Cus sul 12-2, time out obbligatorio per Firenze. Non poteva esserci inizio migliore per la formazione di coach Sciascia. Ci prendiamo una pausa anche noi. Pronti a rientrare dopo il time out. È iniziato con il primo canestro della partita a Firenze, da lì blackout totale. In questo momento la voglia del Cus sta facendo la differenza. Altro cambio fuori Obufegue per quanto riguarda Firenze, dentro Anna Poggio. Stavinska adesso rispettato il suo tiro da 3 punti dopo le triple mandate a bersaglio. Qui ci prova Striulli in avvicinamento, Caldaro con il rimbalzo offensivo.
movimento e il contromovimento di Puggioni che riesce a smarcarsi per ricevere, si passa ancora dalle mani di Striulli, grande cambio di direzione di Striulli che poi non riesce col sottomano a trovare il canestro. Poi l'ultimo tocco al rimbalzo e del CUS Cagliari, si riparte con la rimessa dal fondo ancora per Firenze, però dopo il temato non è ancora riuscita a farsi vedere la metà campo del CUS che adesso aspetta al limite della propria area dopo aver portato invece in precedenza un recupero. Qui il tiro da 3 punti, solo rete mandato a bersaglio da Laura Reani e accorcia sul 12-5 Giangrasso. Passaggio complicato per Stavinska che lascia passare perché sulla traiettoria c'è Striulli. Adesso si va da Stavinska, il duello con Poggio che riesce a sporcare il pallone. CUS Cagliari che può restare lì con 7 secondi rimasti sul cronometro di tiro, dentro con la 6 Anna Paoletti, fuori Giangrasso. 4:45 ancora da giocare in questo primo quarto, un bel primo quarto per il CUS Cagliari, con Puggioni che riceve, poi costretta a fermare il palleggio. Stavinska deve forzare il tiro, Puggioni all'indietro, doppio ferro, tabellone. Non c'è stavolta il canestro da 3 punti per il CUS che adesso deve difendere la transizione di Firenze. Sistematamente a campo però il CUS, altro tiro da 3 punti preso stavolta sbagliato da Reani. Rimbalzo offensivo ancora della squadra toscana, prova a prendere la linea di fondo De Cassan, scarico sull'angolo per Marta Rossini, il tiro preso ma sbagliato da 3 punti da parte di Marta Rossini. Poi arriva il canestro per Firenze dopo una serie di rimbalzi offensivi. Punisce ancora da 3 punti la formazione ospite che accorcia adesso sul 12-8, parziali e controparziali. Pronto ad entrare Gagliano per il CUS, un po' isolata Striulli al centro dell'area. Serie di palleggi per provare a battere almeno una delle marcatrici che si ritrova vicino. Tiro sbagliato da Paoletti, altra transizione Firenze con Silvia Rossini, scambia con la sorella, poi allarga dall'altra parte per De Cassan, palla fuori ancora per Marta Rossini, altro tiro da 3 punti. Adesso fa male da 3 punti Firenze, 3 triple mandate a segno nei precedenti 3 possessi e dal -10 e -1 prova a rispondere con un'altra tripla il CUS. C'è l'errore dalla lunga distanza di Paoletti, applaude comunque il tentativo coach Sciascia, che era un buon tiro quello della numero 6. Attenzione a Marta Rossini, lo scarico per Silvia Rossini, fa girare molto bene palla il Palaggiaccio Firenze con De Cassan che finisce col perdere il pallone, la lascia scorrere fuori Anna Paoletti. Clima infernale al CUS Cagliari, tantissimo rumore, si fanno sentire i tifosi del CUS Cagliari. CUS Cagliari che ha bisogno anche di questa spinta per provare a 6 giornate alla fine della regular season, trovare lo sprint salvezza, obiettivo evitare quell'ultimo posto che il CUS ha occupato praticamente dall'inizio stagione. Adesso però a pari punti con Roseto. Puggioni nel frattempo prende la linea di fondo, c'è l'arresto sotto canestro di Puggioni che sfiora con una gran giocata il gioco da 3 punti. Saranno solo 2 tiri liberi con il fallo sul tiro Puggioni, mentre è entrata anche Sara Saias al posto di Striulli per il CUS. C'è l'errore però di Puggioni al primo tentativo dalla lunetta. Dentro invece il secondo, più 2 CUS Cagliari, 13-11 a 2:20 abbondanti alla fine del primo quarto. Palla fuori per Reani, piedi a posto per un tiro da 3 punti sbagliato, il rimbalzo offensivo di De Cassan. Si prende il canestro, si prende il fallo, potenziale gioco da 3 punti in arrivo per Firenze che ha la possibilità di tornare avanti. Fuori Puggioni, dentro nuovamente Sara Giangrasso.
con Flavia De Cassan dalla lunetta. Può firmare il controsorpasso di Firenze. E infatti va sul +1, Paoletti riceve. Zayas, Caldaro, movimento di Giangrasso, il taglio di Caldaro, ancora Caldaro a proporsi per un blocco con Giangrasso, palleggio arresto e tiro da 2 punti sbagliato, Zayas la sporca, il tap out per il rimbalzo offensivo che può restare lì, consegnato di Gagliano proprio per Zayas, grande finta di Zayas che poi alza la parabola e riporta avanti il Cuscagliari con un gran canestro. 15-14, 1 minuto e mezzo dalla fine del primo quarto, si gioca adesso punto a punto con Marta Rossini che riceve in punta, prova a sfruttare il blocco, poi circola il pallone sul perimetro, liberato un tiro dall'angolo per Sofia Torricelli che sbaglia, c'è l'opportunità poi per Anna Capra che non riesce a trovare con la rovesciata il nuovo vantaggio Firenze. Chiede il taglia fuori coach Sasha. Ti resta lì 10 secondi per andare al tiro. Capra, palla in mano la numero 44, palla fuori per Reani, battuta Caldaro, Reani con la mano destra non trova il canestro, Zayas costretta a fermare la transizione, poi qui c'è un netto doppio palleggio da parte di Sara Zayas, palla persa per il Cuscagliari, la numero 11 che era partita in palleggio, poi si è fermata, palla in mano, non ha forzato un passaggio, ha preferito rischiare di metterla per terra. Attenti però gli arbitri che hanno fischiato la violazione. Allora altra opportunità per Firenze che lotta al rimbalzo, poi c'è la stoppata di Gagliano sull'altra numero 15 Anna Appoggio, non riesce Firenze sotto canestro a trovare il nuovo vantaggio, chiama lo schema Zayas, palla per Paoletti, si va da Gagliano, Giangrasso, attenzione al taglio di Gagliano, servita, spalle a canestro, c'è anche il raddoppio, ma solo per un attimo, palla nuovamente fuori per Zayas che cerca il tiro, il ferro non accoglie, però la conclusione della numero 11, mentre può partire la transizione di Firenze, un Reani che aveva messo un paio di tiri da 3 punti, niente male, qui invece va con un airball, non trova neanche il ferro, lascia 16 secondi sul cronometro del primo quarto, ultimo possesso dunque in mano al Cuscagliari con il consegnato di Gagliano per Zayas, serie di palleggi anche in mezzo alle gambe, vuole il tiro allo scadere, Zayas che finisce a terra, non c'è fallo da metà campo, invece ci prova De Cassan, senza successo. Cuscagliari 15, Firenze 14, il primo quarto è andato in archivio. Noi ci prendiamo una pausa, poi torniamo in diretta. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto. Cagliari che ha chiuso avanti 15-14. Il primo parziale, merito anche di 8 punti di Stavinska con un perfetto 3 su 3 dal campo, 2 su 2 da 3 punti. È stato il parziale sul 12-2, poi il rientro di Firenze. Qui ci prova Gagliano a rimettere un po' di distanza sul tabellone, c'è l'errore, Firenze può andare allora in transizione con Capra, lo scarico per De Cassan, serie di palleggi con la mano sinistra per accentrarsi, si torna nuovamente da Capra, mette palla per terra la numero 44, palleggia, arresto e tiro con la mano sinistra, c'è l'errore, balzo di De Cassan, stoppata di Giangrasso con il rimbalzo che va al Cagliari. Paoletti, già dall'altra parte la formazione di coach Sciascia, Gagliano con una grande palla per il taglio di Paoletti. Che palla di Gagliano, 17-14. Possesso pieno di vantaggio adesso per il Cus. Capra, caricò fuori Paoletti, sfiora. Intercetto invece alla fine punisse con la tripla Cremona. Pareggia la partita, quota 17, la numero 4 di Firenze, il taglio di Giangrasso, servita centralmente, Saias, blocco di Caldaro, si torna da Giangrasso, tiro da 3 punti da distanza notevole che trova il secondo ferro, rimbalzo lungo controllato proprio da Laura Cremona che prova a forzare, attenzione ai piedi a posto per un altro tiro da 3 punti di Laura Reani. Con questo fanno 2 su 5, time out chiamato dal Cus Cagliari adesso con il 17-19, tiro da 2, non da 3 punti dunque. Timeout anche per noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero? 8 minuti e 20 secondi alla fine del secondo quarto, 8 minuti e 20 secondi ancora da giocare. Secondo quarto che ha visto il Cus Cagliari segnare per primo, poi c'è stata la reazione con la tripla segnata da parte di Firenze, invece solo da 2 punti. Canestro di Reani che aveva messo i piedi a posto, ma evidentemente toccando la linea, un tiro da 3 punti. Fuori Saias, dentro nuovamente Striulli, si resta lì con il cronometro di tiro ai 14, riceve Gagliano, palla per Striulli, serie di palleggi, poi c'è il tiro cadendo all'indietro, Caldaro ultima a toccare, possesso per Firenze. Un Caldaro che lascia adesso il posto a Stavinska. De Cassan prova a prendere la linea di fondo, c'è il fallo di Giangrasso, ci sono i 2 tiri liberi per Flavia De Cassan che torna in lunetta dopo l'1 su 1 del primo quarto, quando lì sfruttò il gioco da 3 punti. Primo fallo della partita per Giangrasso, soltanto Pugioni ha commesso un fallo nel corso del primo quarto, c'è l'errore sul secondo libero, ma
il rimbalzo offensivo. Firenze allora può restare lì, palla dentro per Poggio, cerca l'anticipo Gagliano, come fa a girare palla sul perimetro Firenze, poi si prende il tiro da 2 punti Flavia De Cassan, aiutata anche dal tabellone, si aiuta anche col tabellone, c'è l'allungo di Firenze che trova il massimo vantaggio adesso. Trova però il fallo dall'altra parte il Cus Cagliari con Giangrasso che può andare in lunetta. Segna il primo. Dentro anche il secondo, primi punti della partita per Sara Giangrasso, riceve Silvia Rossini, poi il pallone provato a giocare per Cremona, vorrebbe un ultimo tocco Poletti proprio della numero 4, gli arbitri però dicono che l'ultima a toccare è stata Poletti e dunque si resta con il possesso per Firenze, 20 secondi sul cronometro di tiro, palla nelle mani di Laura Cremona che prova ad andare da sola, poi passaggio in no look, gira ancora il pallone sul perimetro per Firenze, un palleggio e l'arresto da parte di Rossini, palla dentro per Poggi e ci sono altri 2 punti per Firenze, cerca adesso l'allungo Strulli. Nuovamente sul più 5 la formazione toscana, il blocco di Gagliano per dare la linea di fondo a Strulli, cerca la rovesciata Erika Strulli, si protegge col ferro, scollina quota 20 anche il Cus Cagliari che torna sul -3, pronta a rientrare Pugioni, spazio per il tiro da 3 punti ancora di Laura Reani che sta facendo male dalla lunga distanza, conferma anche adesso. Un po' troppo spazio viene concesso alla numero 23, non ha paura di prendersi i tiri da 3 punti, qui Poletti con spazio sbaglia il tiro da 2, il rimbalzo Firenze, prova a forzare la transizione Cremona, Poletti in difesa con la numero 4, non accetta il cambio il Cus Cagliari, attenzione al blocco, prova a passare sopra Strulli per restare in marcatura, poi il tiro da 3 punti, stavolta preso da De Cassan e stavolta sbagliato. Strulli con una grande cambio mano in palleggio, poi non si accorge che la palla è lì dopo la palla persa, c'era stata una deviazione che avrebbe forse favorito il recupero proprio di Erika Strulli che un po' se la rideva perché aveva fatto una gran cosa in palleggio, con la palla che poi era scivolata, qui ancora persa dietro la linea dai 3 punti Reani, stavolta sbaglia, tanti tiri da 3 presi dalla numero 23, diversi anche gli errori, però poi quando manda giù il canestro sono dolori, pronta a rientrare Obufegue, mentre c'è la finta di Cremona per il tiro, allo scadere dei 24 si lotta per il rimbalzo, conquistato per un attimo da Firenze, poi sulla palla vagante c'è il Cus Cagliari, Strulli non forza ma trova una grande linea di passaggio per Stavisca che fallisce il canestro, si divora il canestro che avrebbe permesso al Cus Cagliari di salire a quota 23, errore clamoroso della giocatrice polacca che poi dà una mano in difesa, c'è il recupero di Strulli, ancora a forzare la transizione, c'è il fallo speso da Laura Cremona per fermare proprio il contropiede, 4:41 rimasti sul cronometro, gioco che si ferma, dentro come detto Obufegue, dentro come detto Pugioni, ma pronta a rientrare anche Caldaro, esce Gagliano. Pugioni, palla nelle mani adesso della tiratrice in maglia numero 1 con Strulli che prova a proporre qualche blocco, adesso c'è l'uscita del numero 24 del capitano del Cus Cagliari, Caldaro mette palla per terra, prova a gestirla con un gran piede perno, Eugenia Caldaro rientra molto bene dalla panchina, 23-27, dopo il riposo torna sul -4 il Cus Cagliari, Laura Cremona prova la penetrazione, nulla da fare, allora c'è lo scarico fuori, un altro tiro da 3 punti, preso e sbagliato, stavolta da Silvia Rossini,
si affida tanto all'arma del tiro da 3 punti Firenze, con Stavinska che viene fermata in modo falloso da Obufegue. Primo fallo nella partita della giocatrice francese, con un passato in Spagna ma anche nei college statunitensi, mentre qui in uscita dai blocchi c'è un gran canestro da 2 punti, Cuscagliari che torna sul -2. Il pallone per Laura Cremona, il blocco proprio di Obufegue. Cremona si va da De Cassan, poi nuovamente Rossini, il tiro da 3 punti stavolta preso dopo un'esitazione da parte di Laura Reani. C'è però l'errore della numero 23, ultimi 3,5 del secondo quarto, con il Cus che prova a rientrare. È in partita la squadra di coach Sciascia, taglio di Puggioni. Stavinska da 3 punti, implacabile Carolina Maria Stavinska, 3 su 3 da 3, torna avanti il Cuscagliari sul 28-27 e il time out stavolta lo chiama coach Stefano Corsini. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Cuscagliari nuovamente avanti nel segno della giocatrice polacca Karolina Maria Stavinska. 3 triple con l'ultima segnata, non permesso al Cuscagliari di tornare avanti. Ha sbagliato un canestro da 2 punti praticamente già fatto sull'assist di Strulli. Oggi però da 3 è implacabile. Qui a proposito di Erika Strulli, commette fallo il capitano del Cuscagliari in difesa. Dovrebbe essere il primo, sì, conferma anche il tavolo, il primo della partita per la numero 24, rimessa per Firenze con Cremona ad eseguire. Riceve Obufegue, mette palla per terra l'ex giocatrice anche di Virginia Tech nelle varie esperienze negli Stati Uniti. Scarico sul lato opposto per Cremona, 2 secondi per andare al tiro, stoppata di Stavinska proprio allo scadere dei 24. Si riparte col possesso Cus allora. Fin qui partita sontuosa di Stavinska, nonostante quell'errore sta dando difesa e in attacco, sta mettendo canestri da 3 punti pesanti. Fa sentire il pubblico del Palacus. Caldaro perde il pallone, poi prova a lottare da terra, non arriva Giangrasso. Si riparte con la rimessa per Firenze, che rimette dentro Marta Rossini. Al posto di Obufegue, che l'andata fu protagonista con una doppia da 12 punti e 20 rimbalzi. Oggi invece sembra faticare un po' di più anche con coach Corsini, che preferisce puntare su altre giocatrici almeno per il momento. Attenzione alla finta di Reani, che preferisce prendersi stavolta il tiro in avvicinamento, poi da 3 punti Marta Rossini riporta avanti Firenze. Tanti tiri da 3 punti sia per il Cus che per Firenze, punteggio alto sul 28-30. Puggioni, a proposito di tiratrici da 3 punti, salva un gran pallone, si prende il tiro da 2, fermata col fallo Arianna Puggioni. 2 tiri liberi in arrivo per la numero 1 che torna in lunetta.
1:58 ancora da giocare in questo secondo quarto. Puggioni segna il primo. E stavolta fa 2 su 2 dopo l'1 su 2 del primo quarto, parità quota 30. Gara avvincente al Palacus. Cremona, palla nelle mani della numero 4, si va da Marta Rossini, prova a sfruttare il blocco di Reani. Puggioni resta attaccata, adesso è obbligata a cambiare però la difesa del CUS Cagliari in linea di fondo, presa da Cremona in rovesciata, torna avanti Firenze, 30-32 con 1 minuto e mezzo scarso all'intervallo lungo. Striulli, Stavisca, posizione spalle a canestro, si gira Stavisca cadendo all'indietro, tiro corto, rimbalzo controllato proprio da Laura Reani che stava difendendo il post da parte della giocatrice polacca. Adesso scambiano i ruoli dall'altra parte in difesa mentre fa girare palla a Firenze con Reani. Stavisca un po' in ritardo per questo close out, riesce comunque in qualche modo a disturbare il tiro da 3 punti preso da Laura Reani, l'ennesimo tiro da 3 punti preso dalla numero 23 con un grande passaggio. Erika Striulli manda a canestro Caldaro, parità quota 32 con una quarantina di secondi rimasti in questo secondo quarto. Tiro da 3 punti stavolta preso da Cremona, il ferro, rimbalzo di Stavisca che rischia con questo passaggio, poi attenzione alla possibile palla contesa, fischiata dagli arbitri con 28 secondi rimasti, possesso alternato, si dovrebbe restare lì, mentre c'è il cambio con l'ingresso, il ritorno di Poggio al posto di Reani. ...28 secondi per finire il quarto, 21 sul cronometro di tiro, dunque discrepanza di 7 secondi, mentre forse c'è bisogno dello spazzolone prima di riprendere. Si riparte con questa rimessa palla per Marta Rossini che prova a giocare un po' col cronometro, prova a proporsi Poggio, palla fuori, c'è stato forse un tocco col piede, un rimbalzo strano che favorisce il recupero del CUS. Puggioni in transizione, si aiuta con la tabella, torna avanti il CUS Cagliari nel finale di secondo quarto, 34-32. 3 secondi per prendersi un ultimo tiro, c'è la stoppata però su Marta Rossini e allora CUS Cagliari chiude il secondo quarto, va all'intervallo lungo avanti sul 34-32 dopo aver chiuso anche il primo quarto avanti sul 15-14, punteggio alto al Palacus. Ci prendiamo una pausa di circa 15 minuti anche noi, poi torniamo in diretta per il secondo tempo di CUS Cagliari Palaggiaccio Firenze. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti?
Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Con le immagini siamo nuovamente in diretta dal Palacus di Cagliari, un bel primo tempo quello tra Cus Cagliari e Palaggiaccio Firenze, chiuso sul 34-32, Cus che dunque è ancora avanti dopo il primo quarto, anche dopo un secondo quarto in cui Firenze aveva toccato anche il +5. La voglia di lottare del Cus Cagliari contro chiunque, anche contro una formazione come Firenze che era reduce dalla partecipazione alla Coppa Italia e che con il suo terzo posto, quinto posto, comunque sono 3 squadre dal terzo al quinto a pari merito, dimostra come sia un avversario di altissimo livello. Cagliari che invece fino alla scorsa giornata era ultimo in classifica, ma con la voglia di lottare per conquistare i punti salvezza, conquistare almeno i play-out, evitare sicuramente quell'ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione diretta in Serie B. Si riparte con il tiro dalla media distanza dall'angolo, preso ma sbagliato da Eugenia Caldaro. Adesso palla nelle mani dell'altra numero 8 della partita, vale a dire Silvia Rossini, lo scarico per Cremona, finisce in un raddoppio, palla fuori per Reani, occhio alla numero 23 che si ha spazio, tira da 3 punti, non importa poi se va bersaglio o meno, ma continua a tirare senza paura. A proposito di tiri da 3 punti, se lo prende proprio Silvia Rossini, lo sbaglia, si lotta al rimbalzo, palla che finisce poi in una zona dove può arrivare senza troppi problemi Stavinska, che Stavinska protagonista con le triple, 3 triple nel corso del primo tempo, tutte molto pesanti, tutte importanti per il Cus Cagliari. Qui Puggioni prova ad attaccare il ferro, alza la parabola, non trova neanche il ferro. Un bel movimento. Cremona
Giangrasso concede un po' di spazio, Stavinska accetta il cambio, Giangrasso c'è il raddoppio con Poggio completamente lasciata sola per un attimo al centro dell'area, alla fine prende posizione per il rimbalzo e il Cus Cagliari paga proprio quel raddoppio con il canestro al secondo tentativo della numero 15, 34-34, parità, palleggio in mezzo alle gambe di Striulli con il blocco di Stavinska. Si va adesso dalla polacca sul passaggio di Giangrasso, il tiro cadendo all'indietro, sbagliato, Caldaro al rimbalzo, finisce anche a terra dopo averla toccata, contatto giudicato però regolare, passaggio schiacciato per terra di De Casana, palla che poi va dalle parti di Cremona, prova a prendere il centro dell'area, De Casana ancora dietro la schiena, il passaggio di ritorno per Cremona, 8 secondi per tirare, Puggioni in difesa sulla numero 4 che riesce a prendersi in qualche modo il tiro, nonostante l'ottima difesa di Puggioni, motivo per cui alla fine c'è anche l'errore. Puggioni pensa per un attimo al tiro da 3 punti, glielo leva però la difesa di Firenze. Striulli ancora un palleggio in mezzo alle gambe, vuole giocarsi l'1 contro 1, c'è Stavinska. Cosa ha fatto Striulli per questo passaggio? Per Caldare, un'altra magia di Erika Striulli, torna avanti il Cus Cagliari. Una giocata da giocatrice di livello superiore questa di Erika Striulli, che ha tirato su di sé non un raddoppio ma 3 giocatrici, tutta la difesa di Firenze è collassata sulla numero 24, un passaggio che quasi non esiste, quello di Striulli per Caldaro, che con tutto lo spazio del mondo ha portato avanti il Cus Cagliari. Adesso va a prendersi il rimbalzo difensivo, palla ancora nelle mani di Striulli, ancora tutta la difesa di Firenze a collassare sulla numero 24 con Poggio a lottare, conquistare il possesso alternato che va a Firenze, così come era stato anche nel secondo quarto. Poi c'è stata la rimessa del Cus per far ripartire il terzo e dunque il primo possesso alternato di questo terzo quarto va nuovamente al Palagiaccio Firenze. Qui il cambio lato per De Cassan, Puggioni con un'altra gran difesa, De Cassan al rimbalzo, non controlla Stavinska, sporca, non controlla neanche la polacca, ma scadono i 24 secondi, palla che non aveva toccato il ferro, evidentemente non c'è stato neanche il cambio possesso e dunque allo scadere dei 24 perde il pallone Firenze. Striulli, serie di palleggi, attenzione al taglio di Puggioni, al movimento di Giangrasso, servita la numero 14, mette palla per terra, poi passaggio per Caldaro, palleggia quasi fuori dalla linea dai 3 punti, Puggioni deve forzare il tiro da 3 sul ferro e poi sul tabellone il rimbalzo di De Cassano, alla fine non era neanche un brutto tiro per essere una tripla forzata allo scadere dei 24. Cremona, il blocco di Poggio che poi prova a prendere posizione. Rossini, si fa sentire il pubblico del Palacus che non intimorisce però. Laura Reani, altra tripla, nuovo vantaggio Firenze sul 37-36 adesso. Il primo vantaggio del terzo quarto. Striulli con il movimento di Giangrasso, c'è la stoppata di De Cassan, si resta lì con Capra pronta ad entrare per Firenze. 11 secondi rimasti sul cronometro di tiro, 5:30 su quello del terzo quarto. Rimessa affidata come sempre a Striulli in questi casi. Tanto movimento anche di Puggioni, servita la numero 1 sotto canestro, palleggio, poi scarico fuori per Caldaro, si torna da Striulli, 6 secondi, 5 secondi, deve forzare Striulli. Tiro pulitissimo quello di Erika Striulli, torna avanti il Cus sul 38-37. Poi la pressione forte su Capra che riesce a passare, Capra sbaglia, poi l'appoggio sotto canestro, Poggio senza fallo, riconquista il pallone dalle mani di Stavinska, poi il passaggio di Capra, una mattonata al ferro, facile poi per Striulli controllare, difesa schierata per Firenze, Stavinska, Puggioni,
aspetta di servire Giangrasso, il movimento per prendersi un tiro in avvicinamento, ritrova il +3 il Cus, 40-37, possesso pieno di vantaggio adesso per la formazione universitaria, c'è lo spazio per Cremona, Giangrasso mette una mano, ferma la numero 4. Si riparte con una semplice rimessa, non c'è stato fallo, anche se forse Cremona chiedeva proprio un contatto falloso. Giangrasso ha trovato solo il pallone, Capra rimessa con tanto movimento per provare a smarcarsi, De Cassan, posizione complicata per provare quel tiro che infatti esce. Strulli a gestire Stavisca, consegnato nuovamente per Strulli, blocco di Caldaro, Strulli va dall'altra parte, c'è il raddoppio ancora a Strulli a controllare il pallone, movimento clamoroso di Erika Strulli, il Cus Cagliari vola sul +5, un'altra giocata da fenomeno di Erika Strulli, 4:18 sul cronometro del terzo quarto, ancora da giocare, time out chiamato da coach Stefano Corsini e ci fermiamo anche noi. Ultimi 4:18 del terzo quarto, time out chiamato da Firenze, pronta adesso a rientrare dopo il canestro di Strulli che ha dato il +5 a un Cus Cagliari, sta giocando una grandissima partita di altissimo livello contro una squadra altrettanto forte che forse sta faticando un po' più del previsto, perché poi andiamo sempre ad intervistare gli allenatori a fine partita, sono tutti ben consapevoli che venire a giocare qui a Cagliari non è mai semplice. Giangrasso qui in ricezione difettosa, palla che resta nelle mani della numero 14, aspetta Strulli, passaggio consegnato per la numero 24, il blocco di Stavisca, ultimi 5 secondi, Puggioni da 3 dall'angolo, sbagliato, rimbalzone di Caldaro, si resta lì per un'altra decina di secondi, Stavisca porta il blocco Giangrasso, 5 secondi, ancora allo scadere, stavolta il Cus non riesce a prendersi in tiro, finisce col perderla, la perde però anche Firenze che porta questo passaggio in avanti con Corsini che rimprovera le sue. Strulli aspetta il blocco di Stavisca, poi prova ad entrare in un'area super affollata, Caldaro salva una potenziale palla persa, Cus riesce anche a costruire un buon tiro che però esce, gli ultimi 3 minuti con la palla nelle mani di Firenze, di Flavia De Cassan che prova ad attaccare Stavisca, gran difesa della polacca, rimbalzo di Poggio, sbaglia la numero 15, si riparte con il possesso per il Cus Cagliari, pronta a rientrare anche Paoletti, Puggioni, Caldaro a ricevere in punta, nuovamente Puggioni, pensa al tiro da 3, prova ad attaccare Capra, c'è Strulli, ancora il movimento di Strulli accoppiata con Cremona, allo scadere dei 24, ancora Erika Strulli, tutto il Cus Cagliari sulle sue spalle. Gran canestro in rovesciata per allungare il vantaggio del Cus che adesso riesce anche a conquistare il rimbalzo difensivo dopo un'ottima difesa. Ultimi 2 minuti del terzo quarto, pronta a rientrare Marta Rossini per la Palaggiaccio Firenze. Strulli, spalle a canestro,
può provare ad attaccare, qui infrazione di passi abbastanza evidente di Strulli, perde forse un po' di lucidità in questa situazione. Locco che si ferma per i cambi, dentro nuovamente Gagliano, fuori anche Giangrasso oltre a Stavisca, Poletti, Caldaro, Gagliano, Strulli e Puggioni, e 5 in campo per il CUS Cagliari, mentre prende un tiro da 3 punti Reani, lo sbaglia Reani. Capra con Poggio, Rossini e De Cassan, invece le 5 in campo per il Palagaccio Firenze, consegnato per Puggioni, altro viaggio in lunetta per Arianna Puggioni. Dentro il primo, dentro anche il secondo, CUS Cagliari che vola sul +9. Ha trovato anche il +10 a inizio partita con quel parziale di 12-2 iniziale. Stoppatona di Gagliano, si resta lì con il rimbalzo controllato da De Cassan e poi il tiro da 3 punti segnato da Marta Rossini, importante per portare sul -6 il Palagaccio Firenze. Strulli chiama lo schema offensivo, blocco di Gagliano, deve forzare un cambio difensivo, palla alzata poi per Gagliano, altro assist di Strulli, stavolta ne approfitta Gagliano per riportare sul +8 il CUS. Palla nelle mani di Marta Rossini, invitata a un tiro da 3 punti dalla lunga distanza, rimbalzo lungo controllato da Poggio, palla nuovamente fuori per Capra, il blocco di Reani, Capra con Puggioni, ancora Capra, palla nell'angolo, grande rotazione e giro palla di Firenze per un buon tiro costruito per Rossini, lo sbaglia, poi c'è il rimbalzo offensivo ma c'è anche il piede fuori e la palla persa di Capra. Adesso esce per l'ingresso nuovamente di Silvia Rossini. Rimessa giocata lunga allo scadere del terzo quarto, è riuscita a prendersi anche un tiro pulito Delia Gagliano, lo sbaglia e allora si va sul 48-40 per l'inizio dell'ultimo quarto. Altra pausa per noi, poi si torna in diretta. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento.
Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Sia quello dell'intervallo che quello del terzo. Torna a giocare con l'ultimo quarto tra Cuscagliari e Palaggiaccio Firenze. Cuscagliari sul 48-40, non il massimo vantaggio della formazione universitaria che aveva trovato il più 10, dicevamo in avvio, sul 12-2, protagonista senz'altro Eric Castriulli di questo vantaggio, anche se qui poi perde il pallone il Cuscagliari. 10 punti per lei, 11 punti per Stavisca. Aggiungete però anche 9, e dico 9 assist per Eric Castriulli. Ad un passo da questa doppia c'è la palla persa invece per Firenze. Non il miglior modo per iniziare il quarto per entrambe le squadre, ma va bene al Cuscagliari. Fa ripartire con Puggioni e poi Striulli. Puggioni, Striulli, Caldaro, Gagliano e Paoletti. Le 5 in campo per coach Sciascia. Qui c'è l'errore e ancora il possesso per Firenze. E Cassan prova a trovare lo spazio, grande difesa di Gagliano che non concede una conclusione pulita a Flavia De Cassan. Marta Rossini in campo con De Cassan, c'è anche Reani, Poggio e completa Silvia Rossini. Le 5 in campo per Firenze, 4 secondi, Striulli deve forzare il tiro, non tira, solo ora, è buono! 50-40, ritrova il più 10 allo scadere dei 24. Eric Castriulli si è inventato anche questo canestro, il capitano del CUS. Marta Rossini prova a prendere la linea di fondo, lo scarico per la sorella, il tiro da 3 punti importante questo di Silvia Rossini, che trova il suo primo canestro della partita, quello del -7, del 50-43. Ancora un tiro da 3 punti preso dal CUS, stavolta con Paoletti. 0 su 2 al tiro da 3 con questo errore. Marta Rossini avanti a Paoletti, c'è il cambio, attenzione a Rossini, ribaltamento per Silvia Rossini. Arresta il palleggio, Striulli lo sporca e poi lo scadere dei 24. Vediamo, no, non preso in tempo stavolta il tiro. Momento di chiara difficoltà per Firenze, che chiama un altro time out. Con 7:40 ancora da giocare. (7:40) rimasti sul cronometro di questo quarto. 7:40 ancora da giocare per questa gara che vale per la 21esima giornata del campionato di Serie A2 femminile. Col Cuscagliari che poi tornerà in campo mercoledì per il recupero contro la capolista Rosa Scotti Empoli.
Ora però a testa per questo finale di partita che vede il Cus avanti praticamente dall'inizio fino alla fine. Ci sono stati controsorpassi di Firenze, ma il Cus è sempre rimasto in partita. E adesso Puggioni prova ancora ad allungare, altro viaggio in lunetta per Arianna Puggioni. Saranno i tiri liberi personali 7 e 8 della partita di Puggioni. Solamente Ciangrasso è andata in lunetta. Oltre a lei, per quanto riguarda il Cus, un altro 2 su 2 per Puggioni, che aveva sbagliato soltanto il primo tiro libero degli 8 tentati. Serie che continua ad andare avanti. Ritrova anche il più 9 il Cus, importante anche da un punto di vista psicologico, con Firenze che prova comunque a lottare. Rossini, pallone per De Cassan, palla in angolo per il tiro sbagliato, poi si lotta al rimbalzo, infrazione di passi di Flavia De Cassan. Altra palla persa per Firenze. Mentre rientra Laura Cremona. Mentre qui qualche protesta dalla panchina. Con il colloquio tra il secondo arbitro Matteo Lilli e coach Stefano Corsini. Matteo Lilli, tra l'altro arbitro figlio d'arte, visto che anche il papà è stato arbitro. Palla nel frattempo per Gagliano, che aveva un piede fuori. Momento della ricezione. Palla persa per il Cus. Tante palle perse in questo avvio di quarto. Prova ad attaccare Laura Cremona, palla fuori per un altro tiro da 3 punti di Laura Reani. 11ª tripla tentata dalla numero 23, la quarta a bersaglio, tirando tanto la numero 23 Striulli. Pick and roll di Caldaro che si muove poco la difesa. Palla per terra Caldaro, poi si va da Gagliano che prova ad aiutarsi col tabellone, non trova l'angolo giusto. Transizione Firenze, altro tiro da 3 preso da Cremona che poi finisce a terra. Rimbalzo del Cus Cagliari, palla nelle mani di Puggioni. Gagliano, attenzione a possibile uscita dai blocchi, c'è Strulli, centro dell'area, prova a prendersi un altro tiro Erika Strulli, stavolta lo sbaglia. Cremona, Silvia Rossini, capitano di Firenze, prova a sfruttare il pick and pop di Reani che si è proposta per un altro tiro da 3 punti. Alla fine è premiato invece il taglio di Cremona e Firenze piano piano accorcia, è meno 4 adesso. Partita avvincente fino alla fine. Paoletti, l'arresto, lancia la palla più che un vero e proprio tiro. Con un altro pallone perso, un po' di stanchezza in casa Cus Cagliari, tanti minuti alle giocatrici più importanti per coach Sciascia che chiama il time out con 5:18 rimasti sul cronometro del quarto della partita. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Ultimi 5 minuti e 18 secondi. Questa partita mette in palio punti pesanti, sicuramente più per il CUS che per Firenze, anche se una lotta serrata anche per i playoff. CUS Cagliari però sta lottando su ogni pallone, costruendo e ha costruito vantaggi importanti. Firenze piano piano rientra in partita, adesso è sul -4, non trova il -2 con Cremona che non trova neanche il ferro. Puggioni, Giangrasso da 3 può andare ma è corto, rimbalzo di Stavisca, può restare lì, riapre per Strulli, 10 secondi per andare al tiro, chiama lo schema offensivo, non c'è molto tempo però per eseguire. Strulli si mette in solitario, sbaglia anche questo tiro Erika Strulli dopo averne segnato diversi importanti. Adesso si è un po' fermato l'attacco del CUS Cagliari, fermo a quota 52 con Cremona, palla nelle mani della numero 4 che riapre per un'altra tripla di Laura Reani a 3 punti. Sta tirando tanto e sta segnando con una discreta continuità, portando adesso Firenze sul -1. Larva da 3 punti sta facendo la differenza. Strulli per Stavisca, accoppiata proprio con Reani, costretto a prendersi un tiro complicato. Primo ferro, palla giù, ritrova il massimo, o meglio il possesso pieno di vantaggio il CUS Cagliari. Il +3, ancora Reani da 3 punti per il pareggio. Ferro, doppio ferro, tabellone, rimbalzo offensivo, si resta lì con una Reani stremata che stava rientrando in difesa, porta il blocco la numero 23 che ha avuto pochissimo riposo. Tiro da 3 punti da distanza siderale di Marta Rossini, pareggia la partita, quota 54. Marta Rossini, 3 minuti e mezzo con l'errore di Strulli, palla persa CUS. Stanchezza e lucidità adesso possono fare la differenza, è quello che è forse mancato al CUS Cagliari nella gestione di questo pallone. Silvia Rossini a far ripartire Firenze, adesso con la palla in mano addirittura del sorpasso. Strulli prova a sporcarla, Reani, palla che torna dalle mani di Marta Rossini, il fallo di Caldaro per fermare la numero 3 scatenata. L'anno scorso dimostrato le sue capacità realizzative, quest'anno frenata proprio dall'infortunio dell'andata un po' meno. Segna il primo libero che vale il nuovo vantaggio per il Palaggiaccio Firenze. Segna anche il secondo il CUS Cagliari, che aveva ritrovato anche il +10 in questo quarto, adesso deve inseguire. Caldaro prova a prendere posizione, gran difesa di Firenze, Giangrasso porta il blocco Caldaro, palla di ritorno per Caldaro di Giangrasso, poi Strulli, Puggioni, Stavisca deve prendersi il tiro, lo mette Stavisca, parità 56, che partita, che finale. Silvia Rossini a gestire questo pallone. Palla per terra, Reani prova a prendersi un raro tiro da 2 punti, poi in realtà non riapre per la tripla di Silvia Rossini. Raro tiro da 2 punti di Laura Reani, che ha tirato prevalentemente da 3 nella sua partita. Puggioni, movimento di Giangrasso per il sorpasso CUS, poi la butta all'aria Cremona, voleva un fallo Giangrasso su questo primo tentativo, alla fine il fallo arriva sul secondo, dopo che Cremona, per non concedere una rimessa dal fondo al CUS Cagliari, ha preferito buttarla all'aria. Più veloce di tutti a prenderla è stata Sara Giangrasso, unica giocatrice oltre a Puggioni ad andare in lunetta. Ci ritorna per 2 tiri liberi importanti, segna il primo. Sbaglia il secondo, poi il rimbalzo è della difesa, solo +1 CUS. E allora Marta Rossini
con un'altra palla in mano del potenziale sorpasso. Va dalla sorella Silvia, aspetta i movimenti delle compagne, il movimento sul lato debole di De Cassan che si divora il canestro del nuovo vantaggio Firenze. Completamente persa dalla difesa la numero 45 Striulli con Stavisca, il movimento di Puggioni, attaccata Cremona, c'è Striulli, accoppiata ancora con Silvia Rossini, blocco di Caldaro, lasciata sola dopo il taglio, sbaglia però da sotto, forse con un contatto non falloso, riparte Firenze. Tiro da 3 ancora di Reani, l'errore però della numero 23, rimbalzo di Striulli, Stavisca in punta, aspetta, deve mettere palla per terra, ancora Stavisca, prende un tiro da lontano, c'è l'errore. Ultimo minuto, palla per Marta Rossini, non c'è fallo sull'ottima difesa di Puggioni che ha preso posizione, chiede calma a Sciascia, provano a spendere un fallo le giocatrici del Palaggiaggio Firenze per fermare la ripartenza. Situazione di bonus che non c'è ancora per il CUS, c'è invece per Firenze. Si riparte allora con questa rimessa. Striulli adesso gioca col cronometro, ma non c'è margine di calcolo sul +1 quando mancano 45 secondi e 15. 45 secondi alla fine e 15 per il tiro, adesso sono diventati 9-8. Striulli, Puggioni non forza da 3 punti, poi sbaglia la riapertura per Caldaro, palla persa, 33 secondi con Firenze che chiama il time out per disegnare forse lo schema decisivo, comunque uno schema importante per l'esito della partita. Fa sentire il pubblico del Palacus. Finale incandescente a Cagliari per la partita contro il Palaggiaggio Firenze che ha chiamato il time out e adesso ripartirà, possesso in mano, vediamo se porta un po' di pressione il CUS. Non altissima Laura Cremona, gestire lei un pallone se non importante quantomeno decisivo. Ancora Cremona, la palla per Marta Rossini accoppiata con Giangrasso la numero 3, si va da Silvia Rossini, lo scarico per Laura Cremona, linea di fondo battuta, Puggioni, Stavisca in aiuto, commette fallo. 2 tiri liberi in arrivo per Laura Cremona con 12 secondi. 12 secondi rimasti sul cronometro della partita, del quarto. C'è il cambio, fuori Marta Rossini, dentro Anna Poggio per avere centimetri a rimbalzo. I tiri liberi pesantissimi questi per Laura Cremona. Sbaglia il primo e allora sarà il massimo pareggio con la palla che poi andrà in mano al CUS. Il calcio la butti dentro, ovviamente Cremona la sbaglia, c'è il rimbalzo, è clamoroso. Anna Poggio è entrata proprio per questo, porta avanti Firenze 58-57. Incredibile, li aveva sbagliati tutti e due Laura Cremona
ed è andata bene così dopo il primo errore a Firenze. Time out ovviamente per il Cus Cagliari adesso, con 11 secondi rimasti sul cronometro. Coach Sciascia per disegnare lo schema che a questo punto porterebbe la vittoria al Cus Cagliari, se si andrà per un tiro allo scadere o meno, ma non c'è tantissimo tempo, neanche pochissimo, a dire la verità. Qui il doppio errore di Cremona era entrato proprio per questo Anna Poggio. Rimbalzo offensivo, 2 punti, e Firenze che va avanti nel momento decisivo. Coach Sciascia vuole la rimessa direttamente nella metà campo di Firenze. Con 11 secondi rimasti sul cronometro, tempo ce n'è abbastanza. Si va ovviamente da Striulli, si prenderà lei presumibilmente l'ultimo tiro, Firenze non glielo vuole concedere, allora si va fuori Puggioni, ancora Striulli, 5 secondi, 4 secondi, Striulli finisce in un raddoppio, Puggioni da 3 per vincere, palla sul ferro e il Cus Cagliari perde di un punto. Una partita clamorosa, una partita veramente da grande squadra, non è bastata per conquistare i 2 punti. Festeggia giustamente Firenze che con tanta sofferenza invece conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Tanta amarezza per il Cus che era andata ad un passo dal compiere la terza vittoria consecutiva, terza vittoria che avrebbe voluto dire davvero tanto in chiave salvezza contro una squadra che invece lotta nei piani alti. Alla fine un tiro sbagliato ha fatto la differenza. Io ringrazio Francesca Sini per le immagini, da Roberto Carta per Directa Sport è tutto. L'augurio di una buona serata.